Oggi ci troviamo a Pachino, esattamente a Marzamemi, provincia di Siracusa, un luogo meraviglioso, ma vi voglio raccontare una storia. Qui abbiamo un porto, abbiamo delle vigne, abbiamo un commercio. Anticamente esisteva una lingua franca, questa lingua franca si chiamava lingua sabir, che univa i popoli del Mediterraneo e non solo, comunicavano con questa lingua, una lingua antichissima, che molte aziende stanno riadottando, la stanno rispolverando. Che cosa raccontava questa lingua? Raccontava storie di mercanti in mare, quindi una lingua franca, che era compreso il siciliano, il turco, il marocchino, lo spagnolo, il francese. Con questa lingua loro riuscivano a comunicare. Detto questo, iniziamo col nostro primo ospite. Andiamo! Anche in questa puntata incontriamo l'assessore regionale Salvatore Barbagallo, con il quale stiamo facendo una passeggiata molto bella e stiamo capendo come le istituzioni regionali sostengono da vicino, in maniera interessata, in maniera attiva i nostri imprenditori. Oggi, assessore, vogliamo parlare di agrumi, no? Perché Sicilia agrumi è un binomio assolutamente inscindibile e vanno fatti i complimenti a tutti quei produttori che nell'arco di generazioni sono riusciti non solo a mantenere le proprie famiglie, ma a dare sempre un grande segnale di positività e di imprenditorialità della nostra isola, che un'epoca si poggiava solo e soltanto sugli agrumi. Sì, certamente gli agrumi rappresentano un altro prodotto di eccellenza della Sicilia. Gli agrumi con le arance, i limoni, che sono veramente dei prodotti eccezionali. Per quanto riguarda le arance, le arance pigmentate rappresentano una particolarità nel panorama siciliano e nel panorama italiano, per cui questo prodotto che ha questo colore appunto rosso all'interno dell'agrume è un prodotto che all'estero viene molto apprezzato. Ma c'è anche il limone in diverse zone della Sicilia. Ci sono agrumeti che hanno un valore non soltanto per le produzioni che realizzano, ma hanno anche un valore storico per i lavori che sono stati realizzati nel passato, i terrazzamenti per esempio, oppure le antiche canalizzazioni in terra o appunto fatti con mattoni, cioè ci sono veramente degli esempi di agricoltura antica che oggi rappresentano un'attrazione molto importante, per cui il sostegno deve andare anche a questi piccoli insediamenti che hanno un valore storico importante. Bravissimo assessore, siamo assolutamente d'accordo. In quest'ottica credo che vadano fatti i complimenti anche ai consorzi, che fanno veramente un lavoro molto importante sul territorio. Assolutamente, anche le organizzazioni che cercano di raggruppare le aziende e di fare massa critica consentono poi di esportare il prodotto, di mettere in commercio un prodotto che ha un maggiore valore. Le piccole produzioni naturalmente hanno una maggiore difficoltà a posizionarsi, mentre l'aggregazione in appunto organizzazione dei produttori consente di valorizzare tutta la produzione agrumicola siciliana. E giova a tutti, perché poi, come sempre diciamo, l'unione fa la forza. Assessore, grazie per la sua partecipazione anche oggi. Il racconto di Isola Verde, la Sicilia delle cose belle, continua su Antenna Sicilia e Telecolor.
signor Sindaco. Buongiorno a lei. Giuseppe Gambuzza, sindaco di Pachino. Questa è una città meravigliosa che diciamo in estate è stracolma, non avete spazio più per nessuno. Diciamo che Marzamemi, frazione del comune Certo. di Pachino, per noi è un fiore all'occhiello, perché come lei ha ben detto nel periodo estivo qua non c'è spazio, i locali sono tutti aperti, c'è gente che viene da fuori, da 300 abitanti nel periodo invernale, passiamo a 25.000, 30.000 nel periodo estivo, quindi per noi è una cosa eccezionale. Ma voi avete un territorio che in qualche maniera è conosciuto in tutto il mondo per cosa? Per il pomodoro. Allora, noi abbiamo il ciliegino, però dobbiamo ricordare anche Pachino nel passato. Noi avevamo l'uva nel periodo in cui si vendemmiava, avevamo un vino da taglio che veniva esportato in Francia. Adesso abbiamo il ciliegino di Pachino che è conosciuto in tutto il mondo e ci dà lustro. Ma lei è il sindaco, il primo cittadino, non è orgoglioso di questo? Cosa fa l'amministrazione in più rispetto a quello che è stato fatto nel passato? Allora, diciamo che abbiamo creato, grazie al mio anche assessore che è un agronomo, con l'IGP, abbiamo un confronto diretto, anche perché il mio assessore è un ex presidente dell'IGP, quindi questo rapporto adesso con Sebastiano Fortunato è veramente eccezionale. Poi grazie anche, è una zona agricola, abbiamo qua sia l'Istituto per l'Agricoltura sia l'alberghiero, quindi tutti insieme stiamo cercando di dare qualcosa in più e dare maggiori servizi. Signor Sindaco, io la ringrazio perché era questo quello che volevo sentire, creare le sinergie giuste perché un territorio possa realmente creare ulteriori sinergie, non solo per i siciliani, ma anche per il turismo, perché ormai l'azienda del comune è diventata un'azienda vera e propria. Ma in realtà qui ci vuole il connubio tra proprio l'azienda, l'agricoltura e il turismo, devono camminare di pari passo se vogliamo insomma fare crescere questa zona che ha una marea di problemi, ma grazie a loro insieme cerchiamo di riuscirci. Io la ringrazio e iniziamo questo giro a Marzamemi. Grazie a voi. La famiglia di Natale è arrivata alla terza generazione e pensate, da 3 generazioni si prende cura dei pomodori, degli straordinari pomodori siciliani. Lui è Vincenzo Di Natale. Ciao Vincenzo, grazie per averci aperto le porte della vostra azienda e di questa serra che, devo dire, racconta tanto di questa famiglia che da tanti anni investe in Sicilia. Probabilmente Vincenzo, tu sei molto giovane, tua sorella pure, e sarebbe stato più facile a un certo punto preferire fare altro, no? Lasciare la Sicilia. Invece voi appartenete a quel novero di giovani che a me piace tanto raccontare, di chi vuole fare qualcosa in Sicilia, per la Sicilia e per i siciliani. Esatto Ruggero, noi siamo emigrati e siamo ritornati, perché io ho studiato a Milano, ho fatto l'università a Milano, poi ho fatto un'esperienza a Londra, poi la terra di nuovo ci ha richiamato e quindi siamo di nuovo tornati a casa. Abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a un bando della regione, creare quello che stai vedendo qui attorno, e quindi ci ha dato la possibilità di rimanere nella nostra terra e mettere le radici salde sul terreno. E parliamo di chi non solo coltiva i pomodori, ma ha pensato di coltivare i pomodori nickel free, quindi senza il nickel, grazie all'impollinazione dei bombi, ma soprattutto con questo tipo di coltivazione che già è facilmente visibile, che è fuori terra. Questo permette di risparmiare tanta acqua, ma non solo, Vincenzo. Esatto, non solo, questo ci garantisce, ci dà la possibilità, come dicevi tu, di fare un prodotto nickel free e di standardizzare la produzione, cioè il pomodoro che tu vedi in questo filare sarà uguale all'ultimo filare della serra. Questo ci dà la possibilità di controllare, come dicevi tu, le irrigazioni, riduciamo il consumo di acqua e ci permette di stressare le piante al punto giusto per ottenere il gusto che tra un po' ti farò provare. Senti, mi dicono che il vostro pomodoro è un pomodoro di altissima qualità e per questo conquista i mercati non solo siciliani, non solo italiani, ma anche esteri. Esatto, sì. Il nostro prodotto, oltre che i mercati del nord Italia, quindi poi che vanno a servire i clienti dell'ortofrutta, piccoli boutique della frutta e supermercati, arriva anche sia in Inghilterra che in Svizzera.
Noi siamo in un luogo geograficamente molto particolare, perché qui due mari in realtà si incontrano, il Mar Ionio da una parte, il mare di Sicilia dall'altro, e una cosa che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi irrigate il vostro pomodoro con l'acqua salmastra. Qui le falde da cui noi attingiamo le nostre acque sono principalmente salate. Adesso il problema sta diventando un pochino eccessivo, però noi riusciamo, bilanciando le irrigazioni, le quantità dell'acqua e i tempi di irrigazione, a irrigare con l'acqua salata, che ci permette di ottenere un prodotto di altissima qualità con un alto grado zuccherino e un aroma inconfondibile. Queste sono le varietà che noi produciamo e in cui siamo specializzati. Tutte produzioni che sono fuori suolo, tutte produzioni, come dicevi tu prima, sono certificate nickel free, quindi per le persone che hanno questa sensibilità al nickel, che nel pomodoro in generale è molto presente, nei nostri pomodori il limite, cioè nel senso non ce n'è traccia, e quindi possono godere anche loro del nostro pomodoro. Vincenzo, sei stato gentilissimo. Ora, prima di andare via, devo chiederti il segreto per fare l'insalata di pomodoro perfetta. Quindi, se tu sei d'accordo con me, io metterei un po' di datterino, sia rosso che arancione, metterei un po' di ciliegino, metterei un po' di cuore di bue, un po' di basilico, olio extravergine d'oliva e l'origano, perché certo, qui sapito c'è anche la linea di origano. Esatto, sì. Insieme a questo, in un pezzo di campo che è rimasto, abbiamo fatto lavorare, eccetera, abbiamo trapiantato dell'origano e nel periodo estivo lo coltiviamo e lo mettiamo a essiccare al sole. Vincenzo, in bocca al lupo veramente, grazie per quest'altra bellissima storia familiare che ci hai raccontato. Questo è il racconto di Isola Verde, che continua su Antenna Sicilia e Telecolor. Restate con noi. Io mi trovo con l'assessore Lorefice e con l'assessore Lentinello. Tu ti occupi di sport, spettacolo e turismo e di conseguenza questo è un luogo che si anima e si rianima dall'inverno rispetto a quello che poi accade nel periodo estivo. Quali sono i programmi, i progetti nuovi che abbiamo, prima di tutto legati allo sport, perché è la materia che a me interessa sempre? Sì, noi stiamo lavorando per cercare di portare in queste bellissime piazze, visto che comunque siamo sempre, concedetemi il termine, baciati dal sole, portare lo sport al pubblico, all'aperto, in modo tale che noi possiamo vivere il territorio costantemente e quindi agganciarci a una cultura sportiva che comunque nel territorio è radicata, e quindi tutte queste associazioni che esistono devono emergere, farsi vedere, che coinvolgono quindi bambini, giovani, meno giovani, che si spendono per il territorio e che alla fine fanno della buona attività fisica. Bene, il turismo? Il turismo è una parte fondamentale della nostra attività, che ovviamente si interseca con la nostra parte culinaria, e diciamo che a parte l'estate, che ovviamente Marzamemi, dove oggi ci troviamo, vive di suo perché splende di un suo sole, noi cercheremo comunque di destagionalizzare il turismo, portare la gente sia in inverno che in estate presso questo splendido borgo, perché poi le nostre giornate non sono mai particolarmente fredde e prendere un caffè al sole di fronte al mare è sempre fantastico. Poi ovviamente noi viviamo anche nella nostra splendida città di Pachino, che in questo momento si trova il punto centrale, la nostra piazza si trova in ristrutturazione, ma che verrà ancora più bella di prima, e quindi riusciremo a viverla al meglio. Quindi i progetti sono tanti, in qualche maniera lo sport, il turismo, lo spettacolo. Lo spettacolo e il turismo fa parte di tutte quelle attività che servono per portare gente nel territorio, perché noi vogliamo che anche i turisti o anche gente che vive in altre città vicine si avvicinano alla nostra piccola città, che li saprà accogliere nel migliore dei modi. Poi in qualche maniera vi siete insediati da poco in questo comune e quindi è pochissimo, ancora avete la gestione delle carte in mano. Diciamo che abbiamo iniziato nel mese di luglio, praticamente subito dopo le elezioni. Non ci siamo fatti pregare per iniziare a lavorare, infatti siamo già abbastanza operativi. Le cose da fare non mancano, ce ne sono, e per fortuna nemmeno le idee, nemmeno la voglia di lavorare. Per cui sì, diciamo che fino a oggi posso dire solo che bene. Poco tempo, però spero speso bene. Questo è un territorio che è vocato e conosciuto in tutto il mondo per il pomodoro, per la produzione di pomodoro. Ma questo pomodoro è grazie all'agricoltore o al clima, alla terra, oppure è un 50-50? Come in tutte le cose non possiamo dare merito solo a una delle due parti. Diciamo che le condizioni pedoclimatiche, cioè del clima, Pachino è il comune con più ore di luce in Europa, con più insolazione, diciamo,
e abbiamo terreni sabbiosi, acque salmastre. Tutto questo ovviamente va un po' a discapito delle rese, cioè dei volumi che riusciamo a produrre Certo. come quantità, però ovviamente la qualità si alza in modo sproporzionato. Ma non bisogna dimenticare che poi ci vuole anche chi riesce a guidare una macchina che cammina in condizioni estreme, per cui i nostri agricoltori sono diventati veramente degli artisti del pomodoro. Io ho girato parecchio, sono attualmente presidente di una cooperativa locale che commercializza ortofrutta, a parte fare l'assessore all'agricoltura, e sono stato anche presidente del consorzio GP che rappresenta un po' tutti Certo. gli agricoltori locali, e devo dire che paradossalmente le persone un po' si confondono, pensano che Pachino sia un pomodoro e non sia una città. Dobbiamo fare il lavoro al contrario, dirgli che Pachino, infatti... Ma infatti noi abbiamo creato Isola Verde insieme alla Regione proprio per questo motivo, perché dobbiamo far capire alle persone la collocazione esatta di questi luoghi che sono conosciuti in tutto il mondo, ma che molte volte pensano che sia effettivamente un pomodoro e non una cittadina. È piccolo, è rotondo, è un Pachino. Pachino diciamo che è un'origine. E Pachino, infatti il nostro slogan come consorzio è sempre stato "E Pachino se viene da Pachino". Ora Certo. avrò modo di farvi vedere le eccellenze. Poi devo dire, a parte questo, abbiamo un consorzio che funziona molto bene. Io devo ringraziare anche il presidente Sebastiano Fortunato che mi ha delegato anche di parlare a nome del consorzio. Ci sono 28 strutture che si occupano di confezionare e spedire il prodotto a tutta la grande distribuzione nazionale e in buona parte anche all'estero. Abbiamo più di 100 aziende associate al consorzio. Ovviamente c'è la curiosità di andare a visitare quei posti da cui proviene questo bellissimo pomodoro, questo buonissimo pomodoro, per cui diventa, diciamo, un rapporto di collaborazione che sta funzionando. Esattamente questa era la seconda domanda che io vi volevo fare. Questi due assessori, se non comunicano e non fanno squadra all'interno di un'amministrazione, non si può creare quel supporto che dallo sport, dal turismo, che soprattutto ci interessa, si può passare all'agricoltura. Perché? Perché le persone oggi richiedono sempre di più quel contatto diretto con le aziende agricole. Le aziende agricole in qualche maniera fanno vivere questa esperienza ai turisti? Cioè organizzano dei progetti legati all'experience all'interno delle proprie aziende? Ovviamente sì, cominciamo a fare anche questo lavoro, un tipo di turismo itinerante. Cominciamo a farlo e devo dire che nelle prime occasioni che abbiamo lanciato queste idee le risposte sono veramente importanti. Abbiamo avuto ospiti da tutto il mondo, abbiamo avuto ospiti giapponesi, abbiamo avuto ospiti americani, e devo dire che spesso ci chiedono di aprire le nostre strutture e la cosa mi fa molto piacere, particolarmente interessati a entrare dentro la serra, a capire in questa serra questo pomodoro come viene fuori, perché poi il fatto di lavorarlo, confezionarlo nel modo più bello possibile comunque diventa un tipo di attività che potrebbe fare chiunque. Invece far vedere veramente come cresce il pomodoro in serra e come viene fuori dalla serra è, diciamo, la cosa che colpisce un po' di più il turista che si avvicina. E questo vi fa onore, ma io so una storia che, come è nata la storia del pomodoro Pachino, c'era questo agricoltore, poi non so se è vera, però io l'ho letta, quindi probabilmente qualcosa di vero ci sta, che c'era questo agricoltore che dice: io voglio fare il miglior pomodoro di Pachino, ma come faccio a farlo conoscere? Intanto lo devo piantare questo seme, poi da là crescerà il pomodoro, ma devo chiamare degli chef per conoscere il pomodoro, e pare che questo è riuscito nel suo intento, e quindi quel pomodoro gli ha regalato quella parte di fama, perché ha riconosciuto negli occhi degli chef che effettivamente erano sorpresi da questa meraviglia della natura. Veramente sì, possiamo dirlo, sì, questa storia è vera. Ah, che bello! Il pomodoro di Pachino nasce, cioè noi abbiamo avuto il riconoscimento IGP per la storicità del prodotto, a parte che per la particolarità. Certo. Qua parliamo del 1925-1930, allora si facevano diciamo semplicemente degli apprestamenti che impedivano al vento di colpire la pianta, non c'era ancora la possibilità di fare queste serre. Le serre queste qua, prima in legno poi in ferro, hanno cominciato a farle nel 1960. Perché questa 70. è una zona molto battuta della Sicilia, sì, dai venti. Noi essendo qua, a parte i Catania abbiamo l'Etna che ci scherma un po'. Si sono accorti facendo questo pomodoro che quando lo mandavano anche nei mercati generali le persone impazzivano. Lei pensi che facevamo noi la produzione di pomodoro a Pachino 3-4 mesi l'anno, e con quei 3-4 mesi l'agricoltore riusciva
a essere autonomi economicamente per tutto l'anno. Oggi ovviamente non ce lo possiamo più permettere, i nostri clienti per fortuna ce lo chiedono tutto l'anno, per cui ci siamo organizzati in qualche modo per avere produzione per tutto l'anno. Abbiamo destagionalizzato completamente tutto quello che può essere la natura del prodotto e riusciamo a fornire prodotto di qualità, devo dire onestamente. Allora, la denominazione per chi ci ascolta da casa, IGP, Indicazione geografica protetta, che poi per correttezza e completezza di informazioni va detto che è vero che tutto il territorio di Pachino ci rientra, c'è anche il territorio del comune di Portopalo che per intero è all'interno di questa indicazione geografica protetta, e poi abbiamo le porzioni più a sud dei territori di Noto e di Ispica, diciamo tutto quel territorio, quel comprensorio, infatti non si ragiona tanto come comune ma come comprensorio, che per caratteristiche pedoclimatiche e per specializzazione degli agricoltori che lavorano nelle serre riesce a dare questo prodotto che si stacca dal resto della produzione che c'è in giro di pomodoro. io vi ringrazio per il vostro magnifico lavoro, quindi buon lavoro, continuate così. Grazie, gentilissimo. Grazie. Marzamemi è un incantevole borgo marinaro nel comune di Pachino, dove il tempo sembra essersi fermato. La tonnara è uno dei luoghi simbolo della tradizione della pesca del tonno che per secoli ha caratterizzato la vita del paese. La piazza principale, cuore pulsante del paese, è il punto d'incontro di tutti. A breve distanza, l'isola piccola o isolotto Brancati ospita il caratteristico Villino Rosso, appartenuto alla famiglia del celebre scrittore Vitaliano Brancati. Un po' più a sud, il Palmento Rudini ci riporta all'epoca in cui la viticoltura era una delle risorse principali della zona. Proseguendo verso l'entroterra, la stazione centrale collegava la splendida capitale del barocco, Noto, con Pachino, la stazione più meridionale della penisola. Infine Feudo Maccheri, con il suo storico vigneto ad Alberello. È un angolo di paradiso per gli amanti del buon vino, dove la tradizione vitivinicola siciliana si esprime al meglio. Isola Verde ci porta oggi alla scoperta di un'altra riserva naturale molto interessante, la storia della riserva naturale orientata Saline di Priolo, una storia che cambia quasi magicamente nel 2015 quando i fenicotteri decidono finalmente di nidificare in questo luogo che ha attraversato diverse traversie. Proprio all'interno di questa struttura la storia siciliana ha anche un racconto bellissimo, e allora proprio da qui comincia oggi il racconto delle Saline di Priolo. Finalmente l'ho trovato, ho passeggiato a lungo, ma ecco qui il direttore della riserva che è Fabio Cilea. Ciao Fabio. Ciao Ruggero, benvenuto. Benvenuto a te a Isola Verde, grazie ovviamente della tua disponibilità. Diciamo, nel 2000 qui praticamente non c'era nulla. Tu mi hai raccontato proprio come non si sia in realtà partiti da zero, ma probabilmente si sia partiti da sotto zero, ma come dicevi giustamente tu, con la passione, con la competenza, step by step, passo dopo passo, si sono raggiunti degli obiettivi molto importanti. Ci sono delle date che sono delle date molto importanti, sicuramente il 2015 anche dal punto di vista mediatico, non solo dal punto di vista naturalistico, per la Sicilia e per questa riserva è una data fondamentale, perché accade qualcosa di inimmaginabile. Accade una cosa che nessuno sperava, nessuno immaginava, più che altro, la speranza poi è sempre viva in noi. Per la prima volta in Sicilia il fenicottero decide di metter su casa e sceglie questo luogo con 70 coppie, sceglie una delle isole della riserva che sono state realizzate proprio per la gestione naturalistica di questo sito, e lì diciamo che la storia di Saline di Priolo prende una piega totalmente nuova. Considera che noi passiamo tanto per dare dei numeri, dai 6-7 mila
visitatori degli anni 2010 ai 17.000 visitatori subito dopo la nidificazione di questo animale, quindi è stata fatta anche una giusta pubblicità, una corretta pubblicità, e le persone sono venute in questo luogo dove non si parlava di turismo fino alla nascita della riserva, per poter vedere questo evento eccezionale che oggi caratterizza questo territorio, no? E dà quell'idea del lì dove tutto sembrava irrimediabilmente perduto si può rinascere, si può ripartire. E ovviamente questo non cancella i grandi problemi del territorio di Priolo Gargallo, ma quantomeno è una grande segnale, assolutamente un grande segnale. Dico, è un'altra cosa impensabile pensare che una volta qui passasse un oleodotto, in questo caso l'antropizzazione positiva è riuscita a fare in modo che questo oleodotto, dopo una serie di accordi, venisse dismesso, venisse tolto. Un pezzo di oleodotto ancora lo vediamo da quella parte, ma questa zona è stata totalmente liberata. I lavori di liberazione dall'oleodotto vi hanno permesso proprio di creare queste isole. Beh, siamo andati incontro a quella che è la gestione attiva del sito, cioè abbiamo apportato dei cambiamenti, abbiamo avuto una progettualità che ci ha permesso di realizzare quello che gli inglesi, per dire, fanno dal dopoguerra, cioè quindi non è nulla di inventato, ma avendo studiato e, se vuoi, copiato da altre realtà, quando è stato dismesso l'oleodotto, quando è stato chiuso il cantiere, abbiamo lasciato i 10 pezzi di strada che sono diventati la base per la conservazione degli uccelli qui. Il fenicottero è la punta dell'iceberg, è indubbiamente la storia più bella che abbiamo da raccontare, o quantomeno quella che attira di più. Però sono tanti altri gli animali che hanno usufruito di questa gestione, tantissime specie come la vocetta, il fraticello, il cavaliere d'Italia, che avevano difficoltà a nidificare all'interno di questo sito, che comunque in alcuni casi hanno anche problemi di conservazione, sono aumentati a dismisura. Perché qui hanno trovato l'habitat ideale. Hanno trovato l'habitat ideale, hanno trovato quelle condizioni che permette loro di poter sopravvivere tranquillamente. Continua la nostra passeggiata, ci ha raggiunto anche Francesca Di Blasi, che è un operatore qui alla riserva Saline di Priolo, e proprio, ciao Francesca, proprio da questa postazione ideale per gli appassionati di birdwatching possiamo raccontare un'altra storia, che è un'altra storia di resilienza tutta siciliana, perché purtroppo nel 2019 un incendio molto grave ha interessato tutta questa zona e ha veramente rischiato di mettere in ginocchio quanto era stato fatto fino ad allora. Beh sì, è stata sicuramente una delle storie più tristi che caratterizzano Saline di Priolo. Dopo tanti anni di costruzione ci siamo ritrovati con il lavoro fatto da zero, riportato praticamente al livello iniziale. Abbiamo deciso di non disperarci, di non mollare di un centimetro e di continuare il nostro lavoro, e nell'arco di pochi anni, anche grazie al supporto dell'amministrazione comunale, delle realtà locali, siamo riusciti praticamente a riportare la riserva ad un buono stato sotto il punto di vista della vegetazione. Tra l'altro siete stati premiatissimi nel 2008, poi nel 2011 sono arrivati dei riconoscimenti molto prestigiosi, molto importanti, come destinazione, proprio come luogo, ma anche come luogo perfetto per il birdwatching. Sono circa 150 le specie che praticamente passano dalle Saline di Priolo. Più di 150, questo numero ovviamente è aumentato negli ultimi anni attraverso le azioni di gestione della riserva da parte della LIPU, che è l'ente gestore di quest'area, e considera che Saline di Priolo si trova su una delle più importanti rotte migratorie europee. Tu immagina questi uccelli che in autunno, no, lasciano i loro siti di nidificazione, che in linea generale corrispondono al nord Europa, intraprendono questo lunghissimo viaggio che vi porterà ad attraversare l'Europa, l'Italia, e quando arrivano nella Sicilia sud-orientale trovano un sistema di aree umide, delle quali Saline di Priolo fa parte, si riposano e dopo poche ore ripartono. Ma la cosa affascinante è che la loro prossima tappa sarà il Nord Africa. Da qui in poi attraverseranno il braccio di mare che divide l'Europa dall'Africa e
fare una sosta in questo luogo diventa fondamentale. Che poi, voglio dirvi, evocativamente questo ci fa capire come quanto la Sicilia da sempre sia terra di accoglienza, no? Storicamente, nel corso dei secoli, e quindi quando oggi sentiamo di moti migratori che non sono quelli dei volatili ma sono quelli degli esseri umani, e magari ci mettiamo di traverso oppure non comprendiamo il perché dovremmo accogliere i nostri fratelli che arrivano magari dall'Africa a braccia aperte, ecco, tutto questo ci sembra veramente ancora più assurdo. Il racconto di Isola Verde oggi continua. Professor Guastella e Gianni Giardina, che tu mi accompagni sempre. Io sono felicissimo per questo, però per adesso te tengo buono. Aspetta un attimo. Professor Guastella, vedo qua una tavola meravigliosa, con tanti colori, con tanti prodotti tipici del territorio, ma soprattutto dell'istituto che tu rappresenti. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo preparato questa tavola promuovendo quello che è il datterino prodotto EGP di Pachino. Abbiamo preparato uno dei nostri piatti tipici tradizionali, che è l'impanata che è l'olli, che proprio viene fatta qua a Pachino durante le feste di Natale. Come viene fatto questo piatto? È un piatto abbastanza complesso e un piatto anche unico. Iniziamo preparando il sugo di maiale, quindi mettiamo in cottura la carne di maiale, salsiccia e pezzetti di maiale. Nel frattempo si prepara l'impasto della pasta che si chiamano lolli, poi viene fatto l'impasto dell'impanata, quindi dell'involucro che va a contenere il lolli, viene cotto il sugo, all'interno dell'impanata poi metteremo sia la pasta col sugo, sia la carne, sia dei broccoli che un po' di cipolla, e andremo a chiudere quest'involucro, quest'impanata che è impastata col lievito, come vedete qua nell'esempio. Il tutto poi andrà in forno e verrà cotto. Questo era un piatto conviviale qua a Pachino e tutt'oggi ancora lo fanno. Non c'è Natale che i pachinesi non facciano l'impanata, oggi chiamata teglia, con il lolli. Era la cosa più bella, che questo è un piatto storico. La tradizione, la convivialità, il fatto che non c'erano tanti soldi, quindi questo era un piatto anche ricco, pur essendo un piatto unico c'era la carne, non tutti si potevano permettere la carne una volta. Quindi questo era un piatto proprio per festeggiare quello che era il Santo Natale. E qui stiamo vedendo i ragazzi che stanno impastando. Preparando. Salvatore sta impastando l'involucro dell'impanata. Che farina è? Una semola? È una semola, certo, qua in Sicilia semola di grano duro. Per quanto riguarda il salato, giustamente le persone che vogliono poi farla a casa, ci mancherebbe, semola di grano duro rigorosamente per fare il salato, Maiorca per fare i dolci. Bene. Allora, qui vedo anche del pane cunzato. Sì, abbiamo fatto queste pagnottelle anche qua, si impastavano queste pagnotte non dando una forma bella, specifica, si impastavano le pagnotte e poi una volta che il forno era acceso per le impanate, chiaramente si infornava anche il pane. Esatto. Poi il pane è stato condito classicamente, sale, olio, origano, e abbiamo messo chiaramente il nostro datterino di Pachino. Molto bene. Allora, un piccolo consiglio a casa: quando voi li comprate, intanto i pomodori devono stare fuori, non devono andare nel frigo. È chiaro che col trasporto e tutto quello che comporta la situazione passano sempre dal frigo, quindi li potete mettere nel frigo, ma se li raccogliete o li comprate qua in zona, devono rimanere così, non levate questo. Per mantenerlo nel tempo. Per mantenerlo, per continuare a dargli quei minerali, tutto quello quelle che proprietà ha bisogno. organolettiche che sono solo sue. Dice, ma abbiamo preparato tutto ciò, ma chi ci viviamo? Cosa beviamo? Qua siamo nella provincia di Siracusa e c'è l'imbarazzo appunto della scelta. Abbiamo 4 zone DOC molto vocate, ce ne sono alcune di recente costituzione, ma qua c'è una tradizione, la tradizione soprattutto del vino rosso, quello che andava a curare le anemie dei nostri amici diciamo del nord o di oltre Alpe, quindi era il famoso Nero Pachino, un vino fatto dal Nero d'Avola, vitigno autoctono, che dava appunto colore, estratto, dava anche grado alcolico. Hanno pensato di riprendere questo vino e hanno costituito la DOC Eloro con la sottozona Pachino
Pachino, dove si fanno dei vini rossi e rosati che si abbinano in maniera eccellente con i piatti preparati dallo chef. Questi vini vengono fatti con i vitigni tipici. Non dallo chef, dai ragazzi. Dai ragazzi. Voglio puntualizzarlo perché i ragazzi hanno preparato i ragazzi. Allora, sotto la tutela dello chef. I vitigni autoctoni ci sono naturalmente il Nero d'Avola che la fa da padrone qua nella zona, poi c'è il Frappato e il Perricone o Pignatello. Quindi uno di questi tre vini sicuramente si abbina benissimo a questi piatti. Molto bene, allora questi qua me li mettete da parte che me li porto io. Io vi ringrazio e buon lavoro perché qua c'è tanta gente che sta aspettando per gustare. Bene, grazie mille. Gianni, tu vieni con me. Un'altra meravigliosa storia di una famiglia siciliana, la famiglia Calleri. Tutto comincia grazie a papà Salvatore, il quale comincia con un grande sementificio acquistato in Contrada Mandredonne. Sementificio Mandredonne diventa veramente un esempio molto virtuoso, ma nel 2017 l'azienda si ingrandisce. Nel frattempo arrivano i figli, anch'essi molto in gamba, Giuseppe e Damiano, e arriva il frantoio Calleri. Eccoci qui. Insomma, oggi è il racconto di un altro esempio virtuoso di imprenditoria siciliana. Oggi vi racconto il frantoio Calleri. Arriva il momento di presentarvi il nostro graditissimo ospite oggi. In realtà siamo noi che siamo ospiti suoi. Damiano, benvenuto a Isola Verde. Lui è Damiano Calleri, lui e Giuseppe sono i figli di Salvatore. Vi ho raccontato un po' la storia di Salvatore, è una storia bella la vostra perché è una storia di una famiglia siciliana che decide di investire sul territorio ed è stato proprio papà tanti decenni or sono a dare il via a tutto con un sementificio. Sì, esatto. In primis erano produttori, coltivatori di cereali, sono iniziati con 10 ettari di terreno. Oggi l'azienda vanta circa 1000 ettari di terreno, di cui un 750-800 sono circa tutti cereali, foraggiere e leguminose. La restante parte le stiamo investendo e stiamo diversificando l'azienda verso il settore olivicolo. Perché l'azienda cresce, il sementificio prende il nome dalla contrada Mandredonne, ci troviamo in territorio di Palazzolo Acreide. Ecco, ad un certo punto arrivate tu, tuo fratello, l'azienda si ingrandisce e decidete quindi di dedicarvi all'olivicoltura. Un'olivicoltura molto particolare perché tu mi dicevi che si tratta di un'olivicoltura di nuova concezione, esatto, moderna. Un'olivicoltura moderna, abbandonando un po' i vecchi canoni degli impianti classici, i soliti 6x6, 5x6, per andare a degli impianti con un zesto di 3,80 per 1,40, molto produttivi, con varietà di nuova concezione che al terzo anno, 3 anni e mezzo già riescono ad avere una prima produzione per salire fino al sesto, settimo anno, equilibrare la produzione fino ad arrivare a un declino al 22esimo, 23esimo anno. Tutte varietà che garantiscono una carica ogni anno, anche adattandosi benissimo alle condizioni climatiche che oggi sono un po' cambiate, possiamo dire così, il clima è un po' cambiato. È troppo oggi, caldo, la siccità, piuttosto che troppo freddo. Le piante autoctone oggi non riescono ad adattarsi, infatti anno per anno perdono produzione, mentre queste vediamo di anno in anno, essendo state studiate per produrre con queste condizioni climatiche, riusciamo a produrre quasi tutti gli anni, se non tutti gli anni. E questo risponde ovviamente alle esigenze di un produttore che comunque prima di tutto deve anche fare quadrare i conti. Mi raccontavi prima, mi facevi un esempio molto bello. Qui siamo sotto un olivo che ha la sua storia, questo mi dicevi è un siracusano, si chiama Zaituna. Così, ecco, Zaituna, però mi spiegava giustamente il nostro amico Damiano, ecco, questo è molto bello da vedere, però la produzione è quella, appunto, di anno in anno magari diminuisce. E proprio alle nostre spalle invece c'è questo campo sterminato e ti chiedo quanto c'è di bio in quello che state facendo? Consideri che l'80% è in bio, abbiamo un 20% di produzione in convenzionale, non perché abbiamo diverse aziende. L'azienda, una parte l'azienda è in bio
proseguirà la sua coltivazione in bio, quella parte in convenzionale andare a cambiare, siccome sono blocchi di aziende di 300-400 ettari, viene un po' difficile andare a orientare su un unico prodotto, anche perché oggi i mercati non richiedono tutti il bio, come non richiedono tutti il convenzionale, come non richiedono tutti il DOP, tutti i GP. Quindi cerchiamo di avere quattro diverse forme di oli, come se così. fossero 4 linee diverse. Bravo, 4 linee diverse in cui abbiamo la DOP, l'IGP, il bio e il convenzionale. Quindi c'è veramente tutto. Sì, abbiamo un po' tutto. Ma complimenti veramente, anche questo è molto interessante, e siete automatizzati, quindi Esatto. ecco, la modernità dell'azienda si vede e si racconta anche in questo. Sì, oggi riusciamo a raccogliere con una sola persona, facciamo all'incirca 3-4 ettari con una produzione di 600-700 quintali al giorno di olive, riusciamo a raccogliere una sola persona. Impensabile su un univeto classico fare questi numeri. Anche a livello di molitura, di olificio, abbiamo un olificio totalmente a freddo, tutto automatizzato, a ciclo continuo. Riusciamo a produrre circa 40-50 quintali di olive l'ora, riusciamo a molire, tutto con una temperatura non più alta di 22-23 gradi per preservare tutti i polifenoli e tutte le caratteristiche, i profumi dell'oliva che è caratteristica di questo territorio, sia la varietà autoctona, la Zaurituna, ma anche niente da togliere, nulla da togliere alle varietà nuove. Riescono a dare dei profumi e dei sapori indescrivibili. Tra l'altro molto importante è la natura del terreno, che dà, essendo rocciosi, qui siamo in piena roccia, abbiamo circa 20-30 cm di terra e poi tutta roccia, danno quel sapore all'olio, all'oliva che in nessun altro posto c'è. Inconfondibile. Sì. Tra l'altro qua siamo a un'altitudine di circa 550 metri. Quindi collinari, sì, bene o male. sì. Mi dicono che l'olio fatto in collina è l'olio in assoluto più buono. Prima di salutarti, ringraziandoti per la tua grande disponibilità, ti chiedo come e quanto la Regione vi abbia aiutato nel riuscire a realizzare questa meraviglia tutta siciliana. La Regione in agricoltura, come molti non dicono, aiuta moltissimo. Oggi la Regione Sicilia ci aiuta tantissimo con i PSR, con i contributi, quindi chi ha voglia di crescere, la possibilità di crescere c'è. E questo è il messaggio più bello, con il quale ovviamente ringraziamo Damiano per questa testimonianza. Il racconto di Isola Verde ovviamente continua tra non molto. Professore, noi qua, oltre abbiamo parlato di questa preparazione, che è una preparazione spettacolare, ma qui ci sono altre cose. Vedo ci sono delle bruschette che oramai insomma quasi tutti le fanno, abbiamo parlato del pane cunzato, qua abbiamo una confettura di pomodoro, ma ci sono anche dei dolci. Sì, questi sono i classici cuddureddicini, vengono chiamati così a Pachino. Non è altro che un impasto, una frolla fatta con lo strutto, la farina chiaramente la Maiorca, la nostra farina antica per fare i dolci, e dentro c'è mostata essiccata, frutta secca, ovvero mandorle, noci, marmellata di agrumi, poi abbiamo un po' di vino cotto. Viene impastato tutto, quindi si viene impastata questa farcia, ci sono anche fichi secchi, praticamente tutto ciò che rimaneva tra l'estate e il periodo quando si faceva la mostata, quindi la mostata veniva fatta essiccare, veniva tutto tritato, si faceva questa farcia e veniva fatto questo involucro con questa frolla impastata con strutto, un po' di latte, farina Maiorca, e poi si creavano delle strisce di pasta, si metteva al centro la farcia, veniva chiusa e gli si dava la forma quella a decorare a piacere. È chiaro che poi in ogni famiglia, come accade sempre in Sicilia, la ricetta può variare di qualcosa, perché era anche questo un piatto diciamo povero. Ma infatti tutti, e continuiamo il nostro cammino, tutti parlano di tradizione, ma in realtà la tradizione in Sicilia varia da famiglia a famiglia. Quindi ogni famiglia è proprietaria di una tradizione. Diciamo che c'era una ricetta base che un po' accomunava tutti, però poi in base a quello che avevano le nostre mamme, le nostre nonne, le nostre massaie dentro casa, realizzavano quella ricetta. Che erano meravigliose. Questi sono piatti che sono storici e rimarranno nella storia. Qui abbiamo un altro piatto che diciamo è una Questo chicca. è un altro primo piatto, un piatto poverissimo. Parliamo di semola di grano duro impastata con dell'acqua di cottura dei broccoletti. Qua viene chiamata scramuzzatura il tipo di broccolo che viene utilizzato per fare questo primo piatto, ed è un piatto anche questo conviviale e che scaldava l'uomo tornando dalla campagna dopo un giorno di duro lavoro in questo periodo, nel periodo soprattutto invernale, quindi quando iniziavano ad esserci i primi broccoletti.
e veniva fatto l'impasto utilizzando l'acqua di cottura dei broccoli, quindi dopo aver lessato i broccoletti con la stessa acqua la versavamo, creavamo una sorta di couscous grossolano per capirci. Certo. Dopodiché questo impasto creato veniva versato nell'acqua dei broccoli, assieme ai broccoli veniva fatto cuocere. Quindi anche un'economia circolare, perché non si buttava via nulla, perché il broccolo una volta era stato lessato viene utilizzato anche negli ingredienti, ma la sua acqua importantissima la riutilizziamo. Infatti io a volte rido quando parliamo di sostenibilità, di chilometro zero, noi in realtà ce l'avevamo, Certo. ma ce l'avevamo in tutta Italia. Io vorrei fare un applauso a questi ragazzi perché siete meravigliosi e soprattutto ai vostri professori, quindi direi di farvi un applauso e ovviamente le persone seguiranno questo applauso, perché avere dei ragazzi e soprattutto un istituto importante come il vostro che si impegna affinché questi ragazzi possano crescere con qualcosa per le mani, che è fondamentale. Quindi grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie. Il racconto di un altro vero e proprio pezzo di paradiso terrestre siciliano ci porta oggi in territorio siracusano e ci porta a visitare la riserva di Vendicari. Io voglio salutare il responsabile, che è Giancarlo Perrotta, che ci ha accolto a braccia aperte. Giancarlo, grazie per l'accoglienza, e vorrei cominciare a raccontare questo posto che su 8 chilometri racconta sì tantissimo dal punto di vista naturalistico, ma racconta anche un pezzo importante della storia siciliana. Questo è veramente uno scrigno di tesori, Giancarlo. Assolutamente sì, la riserva naturale orientata di Vendicari è stata istituita nel 1984 e fa parte di un sistema delle aree naturali protette della regione Sicilia. Sono ben 75 riserve, 7 aree marine protette. Racchiude praticamente dentro questo territorio sia tutti gli aspetti naturalistici legati alla presenza della fauna selvatica e nonché resti archeologici, perché questo è un sito che è stato abitato fin dall'epoca dei Greci e dei Romani e via. Partiamo dai Greci e dai Romani, ma a me mi ha particolarmente colpito, arrivando qui, la presenza di un QR code proprio all'ingresso. E quindi è vero, qua ci sono stati Greci, Romani, c'è un pezzo importante di storia siciliana, ma siete assolutamente proiettati nell'epoca contemporanea, perché voi avete pensato di mettere intanto all'ingresso subito un QR code. Esatto, perché questo dà la possibilità a chi vuol visitare la riserva di rendersi conto esattamente dove ci si trova. In ogni momento c'è una mappa interattiva che può essere consultabile anche col cellulare, e quindi può esattamente capire dove si trova, e tra l'altro nella mappa sono segnati anche i punti più interessanti dal punto di vista sia naturalistico che archeologico. Ovviamente tutto ruota attorno a questi pantani che sono diciamo la zona ideale, l'habitat ideale per queste specie migratorie, per poter venire a sostare qui, a rifocillarsi, a riposarsi prima di riprendere il loro lungo viaggio. E a proposito dei pantani, mi dicevi che alcuni sono collegati tra loro, ma soprattutto c'è il collegamento col mare. Ci siamo passati prima proprio a piedi. Questo è proprio il canale di collegamento tra il mare e il Pantano Grande, perché il Pantano Grande in tempi passati era una salina. Senti, quali sono le sfide attuali che dovete come riserva affrontare? Sicuramente dico quello che è soprattutto importante per siti come questi, che sono molto delicati dal punto di vista ambientale, è quello della fruizione, e che qui purtroppo nel periodo estivo, e mi riferisco ai mesi di luglio e agosto, c'è un'eccessiva presenza antropica. Vogliamo dare spiagge. un numero quest'estate, quanti ne avete contati? Noi fino a tutto agosto abbiamo 200.000 presenze. Che ovviamente vi rendete conto, da un certo punto di vista è bellissimo, per carità, ma è anche sotto altri punti di vista un po' insostenibile per un luogo come questo. Assolutamente, anche perché il Vendicari è un sito super tutelato. Grazie Giancarlo, grazie infinite per la tua disponibilità, per la puntualità di questo racconto, e anche oggi vi abbiamo portato qui per conoscere un po' meglio un altro dei magici luoghi siciliani, e quelli che vanno conosciuti, vanno amati e poi vanno raccontati. Questo noi lo facciamo con Isola Verde, sempre nella speranza che questo racconto sia soltanto uno stimolo, sia soltanto un modo per sollecitarvi a venire direttamente voi a vivere in assoluto rispetto luoghi belli come questo.
Già soltanto dal profumo mi rendo conto che ancora una volta ci troviamo dinanzi a una grande eccellenza siciliana, il limone siracusano. E a proposito di eccellenze siciliane voglio immediatamente presentarvi Roberto Campisi. Ciao Roberto, lui è il responsabile della produzione di Opac, Antonino Campisi. Tutto è cominciato 4 generazioni fa da tuo nonno con un piccolo banchetto di frutta e ortaggi a Siracusa. Il bisnonno nel primo dopoguerra inizia a coltivare mezzo ettaro di terreno con gli ortaggi, poi si inizia a capire che la patata a Siracusa si sviluppa, quindi va bene, è una coltivazione per Siracusa, e poi il nonno ha il grande intuito di piantare i primi limoni, e oggi noi siamo un'azienda leader nella produzione dei limoni. Leader nella produzione dei limoni, ma non soltanto, delle arance, delle patate, come ci diceva giustamente Roberto, e anche dei prodotti da insalata, quelli pronti per l'imbustamento. Tutte le insalate. Siracusa è una zona che si presta benissimo alla produzione durante l'inverno, i mesi invernali, i mesi freddi, e la produzione degli ortaggi a foglia che poi verranno imbustati dalle varie industrie del nord. Ma non solo, perché poi Roberto mi raccontava che anche in virtù delle stagionalità, in virtù dei diversi anni, voi producete anche dalle carote alle angurie, quindi è diciamo una produzione molto importante, che è una produzione, mi raccontavi, che interessa molto il mercato estero. Soprattutto il mercato estero, che ha maggiore interesse per i prodotti soprattutto con denominazioni importanti, quindi ad esempio l'IGP del limone di Siracusa è molto apprezzato, ma anche il mercato italiano si sta affacciando sempre più ai prodotti di qualità. Allora, qua c'ho un limone che continua a fare un profumo assolutamente formidabile. Mi piacerebbe però capire questo limone, una volta raccolto qui nei vostri campi, dove va a finire e soprattutto come viene lavorato. La vostra è una filiera virtuosa, mi porti in azienda? Andiamo! Roberto, oggi stiamo parlando di limoni e siamo proprio nel cuore della lavorazione, per questo sentite questo rumore di fondo, che è un rumore che profuma di lavoro, di fatica e anche di grande qualità. I limoni arrivano qui, da quella parte, e immediatamente vengono lavati. Arrivano dalla campagna, direttamente vengono scaricati in magazzino dopo la raccolta, passano dal lavaggio, dall'asciugatura, dalla selezione tutta che viene a mano, poi passa da una calibratrice che divide i calibri, le misure del limone in base ai clienti. Quindi intanto la prima selezione è una selezione manuale. A mano, tutta a occhio umano. Poi abbiamo gli operai che scartano e poi portano invece alla calibratrice. A una calibratrice che anche questa fa una selezione, quindi la seconda la mette di lato per lo scarto per l'industria, e invece poi divide la dimensione del frutto per i diversi clienti. Ci sono clienti che vogliono una pezzatura più grossa, o invece clienti che si accontentano di una misura più media. Andando avanti capita che invece ci sono dei fuori classe, definiamoli così. Gli extra, la super. Gli extra diventano una qualità ancora più qualità eccellente, superiore, che alcuni clienti la pagano bene, e quindi noi li accontentiamo e facciamo degli scarti maggiori con una qualità superiore. E mi piace chiudere questa bellissima conversazione con Roberto Campisi dicendovi che comunque anche quella parte di frutto che viene scartata per questo genere di produzione viene comunque riutilizzata per l'industria. Qua non si butta nulla, più del 90% è biologico. Il limone che non è buono per finire sulle nostre tavole è un limone che diventa frutta candita, diventa olio essenziale. L'unico problema è la buccia, cioè il limone non buono è quello perché ha la buccia un po' rovinata, e poi viene utilizzato da noi sempre in industria per fare gli oli essenziali, per fare i succhi, per fare i canditi, le bucce, le scorze. Non si butta niente come il maiale. Insomma, bravi veramente gli amici campisi. Roberto, grazie per il tempo che ci hai dedicato oggi. Questo è il racconto che noi vi facciamo a Isola Verde, no? Il racconto di un frutto siciliano che è ambasciatore della Sicilia in tutto il mondo e che grazie a imprenditori competenti, appassionati, che hanno tanta voglia di sacrificarsi, riesce a raccontare la Sicilia meravigliosa, che è la Sicilia che noi vi raccontiamo qui a Isola Verde. Professor Cigona, qui siamo in un altro momento importante della vostra scuola, perché qui abbiamo i ragazzi che fanno? Sì, il reparto della mixology. Adesso Alessia introdurrà il procedimento, spiegherà il procedimento del cocktail, e Giosuè lo realizzerà. Largo ai giovani, eccomi qua Buongiorno. da te, buongiorno a te. Che cosa sta preparando il tuo compagno, collega? Il mio collega sta preparando una rivisitazione del Bloody Mary con il datterino giallo di Pachino, che successivamente mette un po' di limone
Poi il punto forte di questo cocktail è la colatura di alici, che è una rivisitazione del Winchester Sauce del Bloody Mary. Ok, quindi com'è composta questa salsa? Qualche goccia, perché comunque la colatura è bella importante. Esalta molto la sapidità del cocktail, quindi si mette... E che parte alcolica viene introdotta? La grappa. La grappa? La grappa, invece della vodka va messa la grappa. E adesso cosa sta mettendo? Il sale al sedano, giusto un po' per esaltare la sapidità della colatura di alici. Ma grappa? Ma in Sicilia ne produciamo grappa? Sì, quando si parla di grappa nell'immaginario comune si pensa che sia un prodotto che non appartiene alla nostra terra, la terra di Sicilia. Invece non è così. In Sicilia esistono 4 distillerie che fanno distillati d'eccellenza. La grappa si fa proprio con il residuo della fermentazione, con le bucce, la parte quella che dovrebbe andare a finire in distilleria, e da prodotti di eccellenza. Devo dire che si fanno delle ottime grappe aromatiche, per esempio qua nella zona si fanno grappe con il moscato di Noto, che dà proprio un aroma particolare al distillato. E quando si parla di grappa si parla di un prodotto esclusivamente italiano. Infatti soltanto in Italia la parola grappa sta a indicare un prodotto di vinacce distillata nella nostra terra, quindi beviamo grappa, soprattutto grappa siciliana. Professor Cigona, dall'aperitivo adesso passiamo a un'altra fase, ma lei mi deve introdurre qualcuno? Sì, adesso vi presenterò la mia alunna Ingrid, che vi spiegherà il vino prodotto dal mio istituto. Ingrid, eccoci qua, quanti anni hai? 18. Che meraviglia, raccontaci di questa meraviglia. Allora, il nostro vino è un blend tra 2 vitigni, il Nero d'Avola e il Syrah. È un vino abbastanza strutturato che sprigiona delle note di prugna, frutti rossi e varie spezie, e si abbina perfettamente con i primi piatti a base di carne, soprattutto a base di carne, e anche dei formaggi stagionati. Bravissima, meravigliosa. Mi vuole rubare il mestiere questa ragazza. Ma secondo me ci sono i presupposti, è bravissima, complimenti. Abbiamo questa associazione che dobbiamo parlare, venite, avvicinatevi. Voi siete un'associazione Vivi Vinum Pachino. Pachino. Sottolineo Pachino. È un'associazione che nasce 7 anni fa con l'obiettivo di riprendere in qualche modo il nome di vino di Pachino. Quel blend che adesso, anzi il marchio Nero d'Avola, è un marchio assolutamente recente. Certo. Pachino fino agli anni 70-80 è stato produttore principale di questo nero da taglio. Nero da taglio che arricchiva i vini francesi, veniva trasportato inizialmente con le vinacciere, iniziato proprio con via mare. In questi posti via mare, poi con l'evoluzione tecnologica dei mezzi, la ferrovia del vino, la nostra ferrovia del vino, nata proprio dopo intorno agli anni 20-25, proprio con questo scopo, trasportare con i carri, con i serbatoi, il vino da Pachino a Noto per poi essere veicolato al nord. Ma mi stavi raccontando prima che questa tratta pare che venga riaperta. Assolutamente, la Fondazione delle Ferrovie ha un progetto di recupero di questa tratta in termini enogastronomici turistici, ovviamente. Certo, quindi voi a casa dovete prendere nota di queste informazioni e utilizzare questo trenino, non solo venire in questa piazza, andare a Pachino, in tutte queste meravigliose cittadine che abbiamo, ma sfruttare questo trenino perché vi porta nelle aziende agricole. Caro Gianni, tu hai sempre delle chicche meravigliose. Questo moscato, che chicca! Siamo in provincia di Siracusa e chiudiamo con un vino storico, perché a quanto pare il moscato di Siracusa è uno dei vini più antichi d'Italia. È un vino che è stato fatto in occasione di una vincita, una vittoria importante di un re tracio del VII secolo a.C. Quindi storia, cultura, passione, vini di grandissima qualità, vini di eccellenza. La provincia di Siracusa sicuramente merita un posto nell'Olimpo perché sono vini tutti di qualità, oltre ai rossi anche i vini da dessert. La Sicilia ce l'ha, i siciliani ne dobbiamo parlare perché si devono impegnare un po' di più. Ma detto questo, signor Sindaco, io la ringrazio per la sua accoglienza, qua abbiamo la squadra di governo al completo, vi auguro buon lavoro
mi raccomando. Grazie a voi, e oggi c'è questa bellissima giornata di sole, quindi voglio ringraziare sia Isola Verde e quindi lo studio Telecor e Antenna Sicilia. Grazie per essere qui oggi. Grazie per la vostra accoglienza, ma chissà dove sarà Ruggero Sardo. Vediamo, io prendo un bicchiere e ti dico: Ruggero, ci vediamo prossimamente. Grazie a tutti, evviva! Una bellissima e ventosa giornata siciliana mi permette di farvi conoscere un altro protagonista di questa edizione di Isola Verde, che è Andrea Valenziani. Ciao Andrea, benvenuto a Isola Verde, e oggi con Andrea possiamo raccontare le meraviglie di un luogo che non è soltanto bello, ma racconta anche una storia di rinascita tutta siciliana, perché Andrea, proprio la tua famiglia in queste zone da generazioni coltivava gli agrumi, no? Sì, da generazioni la famiglia di mia madre coltiva agrumi qui a Carlentini, anche se devo dire che non è tutta siciliana questa storia, perché mio padre è di Milano. E quindi è bello, è un amore che unisce due parti diverse e apparentemente molto distanti d'Italia. Sì, c'è stata una fusione di progettualità, di visioni che hanno portato all'attuale azienda agricola valenziana. Che è un'azienda molto grande, un'azienda che esporta in giro per il mondo, ma tu mi raccontavi, mi ha incuriosito particolarmente il fatto che un secolo e mezzo fa questa contrada, che è la contrada San Lio, è proprio questo punto chiamato Pietre di Gelo, tu me l'hai detto in siciliano, Petruzziero, era un po', ecco, la parte, diciamo, più laterale del possedimento, non c'era nulla qua. Diciamo che era un luogo idoneo, era marginale, era idoneo all'allevamento del bestiame, delle vacche, la coltivazione della vite, che ama i luoghi aspri e difficili da coltivare, e frumento. Poi si è evoluto e con l'avvento delle elettropompe e nuovi sistemi di irrigazione ha introdotto gli agrumi. Mio bisnonno e Trisavolo lavorarono a questo, e fino ad arrivare a fine anni 90, inizio 2000, una monocultura agrumicola. Monocultura che però purtroppo viene colpita qualche anno fa da un parassita, credo. Da un virus, che viene colpita qualche anno fa da un virus e praticamente si distrugge tutto. Sì, e questo è il punto debole delle monoculture, che sono comode perché ottimizzi e razionalizzi, ma è bastato un virus ad azzerare la produttività dell'azienda. In questo caso è il CTV, Citrus Tristezza Virus, che è endemico in tutta la Sicilia, ma che grazie a dei piani di eradicazione dell'assessorato della Regione Sicilia Agricoltura stiamo affrontando in maniera radicale, perché abbiamo dovuto estirpare praticamente tutto, il 90% dell'azienda, e ripiantare, questa volta diversificando. Questa è una terra generosa, una terra che tante volte ci mette dinanzi a prove che apparentemente sono più grandi di noi, ma è una terra che, se saputa affrontare con la competenza e l'impegno, torna a regalare grandi soddisfazioni, come in questo caso qui a Pietre di Gelo. Il racconto continua tra poco. Il core business è senza ombra di dubbio l'agricoltura, però da qualche anno a questa parte questa meravigliosa struttura recettiva è un'occasione per i tantissimi turisti siciliani, non siciliani, e tra l'altro mi raccontavi come quanto sia bello qua anche creare degli eventi a tema che parlano di cultura, che parlano ovviamente di sapori, di profumi siciliani, e quindi diventano ulteriori occasioni per creare rete. Assolutamente, ed è mia ferma convinzione che l'agricoltura non sia soltanto un mezzo per sfamare i propri simili, ma che oggi più che mai sia un mezzo per fare cultura, conoscenza, diffondere consapevolezza. Per questo ci siamo focalizzati anche sulle attività didattiche, educative, sociali, perché riteniamo che chi persevera nell'agricoltura abbia una missione molto più ampia. Bello, bellissimo, è un concetto questo qui del quale dovrebbero fare tesoro tanti giovani colleghi tuoi. L'ho chiesto un po' a tanti altri imprenditori in giro per la Sicilia, e voi già avete dato dimostrazione di resilienza, come ho detto prima, ma oggi quali sono le nuove sfide che vi attendono da qui ai prossimi anni?
Ovviamente il cambiamento climatico è una delle sfide più difficili. Andrea, io ci tengo veramente a ringraziarti infinitamente perché oggi ci hai fatto conoscere un'altra storia siciliana che meritava di essere raccontata, di siciliani che già da generazioni hanno creduto nel nostro territorio, hanno creduto sulle nostre pietre, come amo dirvi io, e oggi le nuove generazioni tocca proprio a loro fare in modo che queste semine antiche possano portare dei frutti. È il racconto che vi facciamo ogni giorno su Isola Verde, la Sicilia che produce, la Sicilia che ci fa innamorare, la Sicilia che non possiamo non amare.